Antonio Carli, che molti di voi conoscono per le canzoni, per la musica, e molti di voi conoscono e si ricorderanno per Carabinieri, per la serie televisiva Carabinieri, che per anni è stata mandata avanti. E lui questa sera ci proporrà... No, in realtà ho cambiato programma. Hai cambiato programma? Vabbè, allora ce lo dirà lui. Buonasera. Allora, io vorrei prima di tutto ringraziare Ucason Evu per aver organizzato questa serata, quindi fategli un applauso a questi ragazzi, perché riunire così tante persone con il dialetto non è una cosa semplice. Allora, io devo dire la verità, sono un po' un estemporaneo, nel senso che io sono un attore e cantante, ma normalmente cantavo in italiano. Poi mio papà da piccolo mi ha portato sempre con sé. Mio papà aveva una grande passione per il dialetto e per la cultura popolare, quindi mi ha un po' rovinato, diciamo, nel senso buono. Mi ha iniziato al dialetto. Io quando ero piccolo gli dicevo: ma non fare le cose in dialetto, fai le cose in italiano. Non capivo la potenza e la forza del dialetto. Mio papà, che era una persona molto discreta e riservata, non diceva niente e mi lasciava camminare il pesce. Però io più che altro di cose dialettali originali non ne ho, vi posso però raccontare degli aneddoti molto divertenti. Uno di questi riguarda proprio la mia famiglia. Io avevo uno zio che era sposato da anni con mia zia, e sembra strano, ma in realtà è una cosa... Succede che zio e zia restano sposati per tanti anni, una volta succedeva così. E da che me lo ricordi, questo mio zio dormiva da solo in una stanza e mia zia dormiva nell'altra. Un giorno gli ho detto: zio, ma perché ti dormi de lungo da solo? E Vello mi ha detto: ma ti l'hai vista tua zia? Sì, e ti mu domandi. Ecco, era l'amore di una volta, no? E sempre tanti anni fa mio papà frequentava il teatro universitario a Genova e una volta scoppiò un temporale e si rifugiò in un cinema dove davano un film di quelli romantici, che ne so, Via col vento, che ne so, e davanti a lui c'era un omone grande, grosso, con una donnina piccolina, piccinina, no? Quelle liguri piccinine, che magari facevano 10 figli, però le piccinine. Allora a un certo punto, nel momento di pathos, lei si gira da questo omone grande, poteva essere uno scaricatore del porto, no? E Ugo dice: ma ti me ami? E Vello si gira che dice: me ne è un bellino. Sono quelle cose che fanno piacere, che scaldano il cuore, no? E poi l'ultimo aneddoto che racconto sempre, perché c'è una questione affettiva. Quando ero piccolo mio papà mi portava sempre con sé, quando veniva a trovarlo un musicologo inglese che si chiamava Edward Neal, e tutte le volte giravano per i paesi con il registratore a bobine a registrare le voci dei vecchi, no? Le canzoni popolari cantate a cappella, e ogni volta che veniva in Peri andavano a trovare tappafissa una anziana signora, anziana, poi non lo so, magari aveva 50 anni, per me era anziana. Anche perché una volta le donne dopo i 50 anni avevano i capelli bianchi raccolti in una cipolla e basta, i barbigi, i peli in te gambe, a lei così investiu bestè e investiu per l'inverno, basta, e lì ti fermi. E insomma andavamo a trovare sempre Biancodone, che stava nell'entroterra verso Costa d'Oneglia. Tutte le volte che l'andavamo a trovare, siccome mio papà aveva la passione per la buona cucina, per il buon vino e per il whisky che condivideva con Edward Neal, lei preparava sempre i frisceuil de Gianchetti, che sono le frittelle di Bianchetti. Ora voi sapete benissimo che i Bianchetti adesso sono improponibili, costano 48 euro al chilo, una roba pazzesca. Però comunque anche allora non era facile trovarli, perché erano gli avannotti delle acciughe, no? E questa abitava nell'entroterra, non aveva la macchina, viveva in un paese, forse non aveva neanche il telefono. E un giorno mi poi che dice: beh, dimmi un po', ma com'è che ti fai dei lunghi friscei dei Gianchetti? Com'è che ti dai i Gianchetti? Ma non sono mica Gianchetti, sono spaghetti con la pasta d'acciughe. E allora volevo
dedicarvi un testo con il quale mio padre, negli anni 70, io ero piccolo, se il leggio non mi abbandona e non mi tradisce, perché barcolla più di me questo leggio, che non è cosa da poco, visto che io sono abituato a non bere mai, a non mangiare, prima degli spettacoli invece stasera gli amici mi hanno foraggiato ben bene. Questo testo è una poesia che si intitola Uventu in Ca e apriva lo spettacolo di mio padre che fece al Teatro Rossini. Ugea de Ca, di orti tra il Ca, in vuò, in teloia cina de cri. Ugea di gatti, fieu, pescaui, a seia e muffe piri söi. Ugea nivoe, tamagnuin cu grandi röe, e coi, ad aspitau vento da notte. Ugea oigue lune, campone cine d'umbra, carte da zögu, in scetoi dell'usteia. Ugea grandi reloi fermi, e borca avea, all'ancua, in cucina. U purpu brincau, u saturcina mancu issa drenta u su de zugnu, u l'encriu senza voce, strento a un pugno d'infieu, che pischeggiu s'arampina. Cuscia te brinca a morte, a te magina petrune da rivesa u su de zugnu. A menestra in cupistu, au dua forte insieme a toa, e u russu ven, u luge drento ai gotti, fea da corte o più lane riva d'impulen, e un spassurdu da ciossa, in che morte feuille da rosa, che s'arampina in sciaterassa. Uriva u vento in Ca, in tume che, u rumpe allegro come in tina ciassa, ma mi, a non so da mi cussu ve, mi, pastude e parolle, in ti momento quello che avega o scrivo, o mo che tu che appena arriva, o che solitoio batte per un viaggio immaginario allegro sarpa, in canto drento a bucca, e i cavei che se gonfia in tu vento da notte. Allora, volevo lasciarvi con una canzone allegra, se riesco. Qualcuno mi viene a tenere il leggio che balla e ho paura che mi cada? Scusa Natalino se approfitto di te. E reverte che vanno in po' sciù. Allora, questa canzone, dovete sapere che è di De André, si intitola Domenica, in realtà l'ha scritta Pagani, e racconta la storia. A Genova c'era un quartiere dedicato alle bagasce. Sapete che De André amava molto le bagasce, in senso filosofico, in senso romantico e poetico, di più dirvi non so, però perché De André amava gli ultimi. C'era un quartiere di Genova che si chiamava Albano, che era il quartiere dove vivevano le bagasce. Nel 1400, c'è una farfalla in un occhio, nel 1400 le bagasce non potevano circolare liberamente in centro, ma la domenica potevano uscire. Allora questo corteo di queste donne variopinte, molto sgargianti, attraversava la città suscitando lo sdegno dei benpensanti che magari in settimana le andavano a trovare, ma di domenica, da domenica in Camuie a conto e faceva finta de niente, no? Faceva muscia de niente. E allora dovete sapere però che con le tasse sul bordello, sui bordelli, venne costruito il porto di Genova, venne ristrutturata la chiesa di Genova, e quando demolirono il quartiere di Albano per fare una nuova via nobile, con le pietre della demolizione costruirono la cappella della chiesa di Carignano. Cioè, questo per dire che sacro e profano spesso vanno di pari passo. Ecco, un'ultima nota: il quartiere delle bagasce di una volta ha dato vita a via Garibaldi, sede dell'attuale comune di Genova. Cioè Lagata Pau.
Quando a domenica fan un giro, che belli nevu vestito, qua madama in testa, bellin che festa, tutti a preva procesciun, da Teresina a Teresu, tutti a miei figli di Dio, che bellin dello. Lusciate che je te tinghi, da musciate che ci piccin, mamma da me, balan che veggiana casi, ci sa dentro in tassi te, quei gevugi che dandere, che diciamo quello che non prendi, le segge del sabato del lunedì, a Ciamberlin, su Sabellin, a Fuggia che c'è del sciaccanu, e carregniamo se del terza mano, e punte gelo che mostra lo gelo, a Ciamberlin, su Sabellin, a Fuggia che c'è del sciaccanu, e carregniamo se del terza mano, e punte gelo che mostra lo gelo. Dire tutto porto che vede l'onde, quella sciapa riposo da lui, che non fa vedere che è contento, come ne vuole il finanziamento, si confonde da confusione, con le giubine di indignazione, e o che cria di re, ma che se che reste. Che sbragia prego, ma con naso che vede nevo, brutto caluscio del porto da Cristo, è l'unico che non si è visto, che mezzo quelle creature, che se guagna un panda nu, anche te mugge, a Ciambellin, su Sabellin, a Fugge che c'è del sciaccanu, e carregniamo se de terza mano, punto gelo che mostra lo gelo, a Ciambellin, su Sabellin, a Fugge che c'è del sciaccanu, e carregniamo se de terza mano, e punto gelo che mostra lo gelo. Pamba baraba pampa paraba pampa paraba baraba pampa paraba pampa paraba pampa rampa pampa paraba pampa paraba pampa paraba paraba pampa paraba pampa paraba pampa rampa. Grazie a tutti. Stacco.